Buon pomeriggio amici di Sportisili, un saluto dal vostro Marco Genduso qui per commentarvi la semifinale di ritorno Coppa Trinacria fase regionale che vede affrontarsi Palermo Futsal Club e Orsa Promsport. Chinnici sovrapposizione, la Fiura si gira molto bene il Palermo, c'è con uno spiraglio il capitano, vuole girarsi, sponda per Chinnici, Killari mette il calcio d'angolo, questa è anche la prima vera occasione da gol per il rosanero, dove il pallone parte di Presti, Spinella vuole girarsi, palla centrale, Arcoraci il palo, dopo una deviazione probabilmente di Billitteri o forse anche di Chinnici, palla sul palo dopo 4 minuti, che rischio per il rosanero. Chinnici, buona qui l'azione, c'è in mezzo la Fiura, però non viene servito, va sul mancino, poi con il tacco di Tra, molto elegante, su Jean, va sul sinistro e apre le danze lui, su Jean, dopo 5 minuti, fa 1-0 su Jean. Può puntare l'uomo, lo vuole saltare, lo porta sull'esterno, poi si ferma, sterzata, intelligente, Billitteri ha lo spazio, calcio con potenza, e Killari molto bravo che invece a mettere in calcio d'angolo, Salamita si autolancia, salta l'uomo, calcio verso la porta, non la prende perché cerca il primo palo, per Dighizzi, per Gennaro, la controlla un po' come viene, poi lotta, vince il rimpallo, Gennaro apparecchia, Catania può calciare in mezzo, Gennaro! Non sbaglia col mancino, perfetto il passaggio di Catania, il risultato adesso, dopo 20 minuti, è di 2-0. Riparte il Palermo con un 3 contro 2, palla per Vivarelli, la controlla Vivarelli, Killari, perfetto, probabilmente con il quadricipite a fermare Luca Vivarelli che non l'aveva controllata bene, ma forse il passaggio non era nemmeno dei migliori, poi palla fuori, ma che rischio. Killari, sempre molto bravo con i piedi, palla in mezzo, cercare la porta per Dighizzi allontana, poi Chinnici cerca la porta, Lorenzo Chinnici segna dalla propria porta e fa 3-0, l'abbraccio con tutti. Gennaro, ancora Chinnici, da palla di ritorno, ci immaginiamo sì conoscendo Chinnici, però questa volta no, cerca il divino, salta Chinnici, mette in mezzo per Gennaro, la palla è entrata ed è 4-0, ma che giocatore Lorenzo Chinnici che fa l'ennesima magia del suo campionato, abbiamo perso veramente tutti gli aggettivi ormai per poterlo descrivere, 4-0. Poi su Jean le finte, va sul mancino, Killari riesce a respingere, si chiude quasi accartocciandosi su se stesso. Lopez pressa veramente tanto in alto, però commette anche fallo. A mettere una pezza si autolancia in avanti su Jean, risale Leto, palla di ritorno, Leto, salta il portiere, Leto potrebbe trovare la porta ma non riesce, c'è Alario libero, cerca invece un traversone per su Jean che si coordina, la carezza, va sul destro, palla in mezzo, Leto ancora il palo, e poi la palla entra in porta, con Arcoraci che è l'ultima a toccarla, però possiamo dire mezzo gol di Leto, perché con su Jean aveva fatto veramente una grande azione. 5-0. Leto ruba il pallone ancora una volta, si autolancia, c'è su John, Leto calcia! Ma su John ne vuole il suo solito sinistro, poi rientra a destro su John, può calciare su John! Se l'era costruita benissimo, è quasi incredulo di non aver trovato la porta, ed effettivamente diamo anche ragione al numero 8, che da lì solitamente è letale. Chiude molto bene giocando quasi da centrale, un ruolo che può fare benissimo, in buca per Vivarelli, per la Fiura, ancora Vivarelli può calciare, prende Torre sulle ginocchia, però grande altruismo da parte di Capitan La Fiora che nonostante ancora non abbia trovato il gol aveva servito comunque Vivarelli nonostante potesse calciare verso la porta, un passaggio che però non arriva, adesso con l'esterno 1-2, molto bene, Salamita calcia per Dighizzi, poi La Fiora prima che possa arrivare sul tiro anche Torre, ancora Capitan La Fiora che potrebbe cercare la porta ma non lo fa, Chinnici ancora per La Fiora, c'è Billitteri in mezzo, La Fiora secondo palo, perfetto il passaggio di Vito La Fiora che oggi non è un cannoniere, è un assistman, lo fa perfettamente perché Billitteri trova il gol del 6-0. Poi Billitteri, il tunnel, Billitteri che giocata, poi cerca la porta! Cosa ha combinato Antonino Billitteri? Nella finalissima di Coppa intanto riesce ad accorciare le distanze l'Orsa con Necalì che prende il pallone da dentro la porta e dunque 7-1 alle 50 di gioco. Da parte Catania, doppio passo, vuole il destro, apparecchia Alario, calcia! E qui Super Killari l'aveva presa bene questa volta, il piccolo 2005.
Poi conclusione di Presti, fa tutto bene, ne salta 2, palla in buca d'angolo, 7-2. Poi fuori Previti, dentro Salamita e dunque Catania parecchia per Alario e riesce finalmente anche a segnare. 8-2, l'abbraccio con Calais, con Catania, arriva anche Chinnici ed è 8-2 l'esultanza di Daniele Alario. La Fiora, Catania, se lo serve Catania, la Fiora, arriva il gol anche per il capitano. E poi termina qui la partita con 5 secondi di anticipo, con 4 secondi di anticipo. Dunque vola in finalissima il Palermo Futsal Club, che vince con il risultato di 9-2 contro l'Orsa Promosport nel doppio scontro